Un saluto cordialissimo da Cortina d'Ampezzo, dove sono in corso i Giochi Paralimpici 2006. Richiamano tanta attenzione e hanno richiamato l'attenzione anche perché i Giochi Paralimpici hanno suscitato in qualche modo, hanno stimolato in qualche modo il parlare di disabilità, di persone con disabilità. Ecco, noi qua oggi ci troviamo a parlare di disabilità proprio su suggerimento dei Giochi Paralimpici e ne parliamo con un gruppo di persone competenti che lavorano nel settore, ma non solo, anche con due persone con disabilità. L'iniziativa che affrontiamo fra qualche minuto è uno dei 5 appuntamenti che sono stati messi in calendario proprio alla luce di questo evento. Sono stati pensati e organizzati dall'ULSS numero 1 Belluno Dolomiti, dall'ULSS numero 4 del Veneto Orientale, dalla Commissione Nazionale Paralimpica e dalla, mi viene da dire quasi la benedizione, diciamo il sostegno della Regione Veneto, che ha inserito questa iniziativa in un progetto ben più ampio, che è quello del turismo sociale inclusivo. Ecco, noi di tutto questo cercheremo di farne un incontro-confronto per capire un attimo quali sono i limiti, quali sono le difficoltà, quali sono i traguardi tagliati vittoriosamente. Però abbiamo anche la fortuna di farci accompagnare dalla musica. E allora, prima di presentarvi gli ospiti di questo nostro incontro, abbiamo con noi la fortuna di avere un giovane che si sta preparando a diventare maestro di musica. Lui è un esperto di percussioni, Giovanni Paolo Gatto del liceo musicale di Castelfranco Veneto, il Giorgione. Ecco, con cosa iniziamo? Perché poi ti disturberò ancora per altri magari 2 o 3 brani. Il primo? Inizierò con un verso al vibrafono. Questo strumento si chiama Aforisma 2 di Giovanni Perin. Bene, a te il vibrafono. Grazie a Giovanni Paolo. E siamo partiti col piede giusto, no? Perché è un modo proprio per invitarci a discorrere del tema che abbiamo in programma, la disabilità. E in modo particolare la disabilità insieme alla mobilità. I colleghi degli uffici stampa dell'ULSS 1 e l'ULSS 4 hanno confezionato tra l'altro un titolo veramente accattivante. Mobilità e disabilità sono compagni di viaggio? E qua cercheremo di misurarci intorno a questa realtà, perché non è tutto oro quel che luccica, non è tutto positivo. E allora vi presento subito i nostri ospiti. Cominciamo
partendo dalla mia destra, con l'amministratore delegato dunque Pino Innocenti è Pietro Innocenti, ecco, ho scritto male, amministratore delegato della Porsche Italia, e poi c'è Ivan Agazio, che è il direttore di Trenitalia Veneto, e poi abbiamo due amici della nostra famiglia, che sono Paolo Boscarato, che è referente nell'ambito della nostra famiglia del centro di mobilità, e con lui c'è, possiamo definirla un'allieva, dai, sì o no? Ecco, un'allieva che è Ilaria Biggi, che frequenta il centro della famiglia Pieve di Soligo Conegliano, ma lei viene da Genova. E poi c'è un atleta paraolimpico che non abbiamo visto sulle piste in questi giorni, perché lui ha partecipato a 2 Paralimpiadi estive, ed è Antonio Fantin. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, bravo. È un campione, eh? Questo qua ha vinto 2 medaglie d'oro, una nuoto stile libero, una medaglia d'oro l'ha vinta alle Paralimpiadi di Tokyo e una medaglia d'oro alle Paralimpiadi 2 anni fa di Parigi. Un atleta vero. Poi vi farò sentire anche il suono snocciolato di tutte le altre medaglie, senza averle qua, ma comunque citando i titoli che ha vinto nel corso della sua carriera atletica. Io comincerei da te, perché lui, rispetto insieme logicamente anche a Ilaria, rispetto agli altri ospiti oggi, rappresenta un po' il punto di riferimento di chi è riuscito con tanta fatica, con tanti sforzi, a tagliare vittoriosamente dei traguardi, soltanto e esclusivamente perché sono riusciti a superare dei limiti. Gli altri ospiti ci racconteranno come hanno ascoltato questi protagonisti e come sono riusciti loro ad aiutarli a superare certi limiti. E allora, Antonio, una pillola intanto, la tua disabilità. Allora, innanzitutto, visto che il contesto ce lo consente, buone Paralimpiadi a tutti gli atleti, soprattutto ai nostri italiani. Sì, la mia storia nasce nel 2005, a 3 anni e mezzo sono stato colpito da una fistola arterovenosa che sanguinando ha portato a una compressione midollare, quindi come si diceva dal giorno alla notte, nel senso che tutto crolla e affronti un punto, no? Nel momento in cui però affrontiamo i punti siamo abituati a vederli come la fine delle nostre frasi, in realtà sono solo un modo per andare a capo, quindi nel momento in cui tutto crolla addosso hai 2 opzioni: o riesci ad uscire piano piano dalle macerie, questo lo fai grazie ad una squadra, a un team che poi è quello che mi ha visto crescere, che poi mi ha portato a sognare nelle notti di Tokyo, di Parigi, ma ancora prima a capire chi è veramente Antonio, a ricostruire un percorso vincente sotto un altro profilo, non quello delle medaglie, oppure decidi di fermarti a quel punto, però vi assicuro che andare a capo ne vale veramente la pena. Bravo Antonio. E adesso vi chiederei, per esempio, a Trenitalia Veneto in questo caso, lei è il direttore generale di Trenitalia Veneto, qual è la novità, una novità, per poter richiamare l'attenzione dei presenti e di chi ci sta seguendo da casa? La novità che voi avete messo in campo, superando dei limiti, per mettervi a servizio e per far sì che mobilità e disabilità possono viaggiare insieme. Bene, buongiorno a tutti. Partirei da 2 novità. Una che è datata da qualche settimana e riguarda la possibilità di poter fare delle videochiamate presso le principali biglietterie d'Italia, che consente ai clienti sordi di poter dialogare con un interprete da remoto e quindi acquisendo in quella circostanza tutte le informazioni utili per poter affrontare il viaggio o acquistare il biglietto. La super novità, invece, che è stata presentata dal nostro amministratore delegato il 4 marzo in occasione della partenza delle Paralimpiadi, riguarda un totem che consente alle persone sorde di poter dialogare con la lingua dei segni, l'IS,
è l'International Sign e poter acquisire da questo avatar qualsiasi tipo di informazione. Pensi che questo avatar parla 14 lingue, il dialogo avviene con sottotitoli ed è possibile anche poter chiedere all'avatar informazioni logistiche riguardanti la stazione oppure riguardanti in tempo reale come viaggia il mio treno, su quale binario andrò a prendere il mio treno. E infine è possibile anche lasciare il numero telefonico all'avatar che tramite WhatsApp manderà dei video che continuano ad informare il cliente sulle informazioni appunto di cui necessita. Ma questi totem sono soltanto a Milano, Roma, Napoli o anche a Venezia, Treviso e Tre Baseleghe? La prima perché il progetto è appena partito ed è sperimentale, ha bisogno di essere rodato, ha bisogno di acquisire feedback, ha bisogno di essere lanciato per bene. Ci sarà uno step successivo che prevede l'inserimento di questi totem nelle principali biglietterie d'Italia. Pietro Innocenti, la novità, Porsche, perché dovete sapere, poi lo raccontiamo bene, ma c'è un rapporto di collaborazione, chiamiamolo così, poi casomai Innocenti mi correggerà, tra Porsche e Antonio, che abbiamo sentito prima. Poi vi incuriosisce sta roba, vero? Un campione paraolimpico che collabora con Porsche. Porsche non produce mezzi per nuotare, ma vediamo dopo. La novità intanto. La novità ci è stata ispirata proprio da questa collaborazione di cui poi parleremo con Antonio ed è il fatto che è possibile usufruire dei nostri corsi di guida con le nostre auto sportive presso il nostro Porsche Experience Center di Franciacorta anche da parte di persone con disabilità. Abbiamo infatti equipaggiato tutte le nostre vetture con dei device che sono di ultima generazione che consentono appunto anche a chi ha disabilità motorie di poter godere al massimo di quella che è l'adrenalina e l'emozione di guidare le nostre vetture in pista. Questo si fa attraverso appunto una specie di guanto che viene indossato e che consente di controllare l'acceleratore e di un piantone che viene posizionato sotto il piantone dello sterzo con cui è possibile frenare, quindi si possono veramente fare dei veri e propri corsi di guida anche per persone con disabilità motorie e Antonio è stato anche testimonial di questa iniziativa, però non è l'unica perché sempre presso il nostro Experience Center di Franciacorta, che è questo impianto, è un vero e proprio circuito dove vengono tutti i nostri clienti, è possibile anche organizzare, e noi lo facciamo, delle iniziative che noi chiamiamo Andiamo a 104 all'ora, proprio perché si ispira all'istituto della legge 104, che consente appunto a persone con disabilità di sedersi a fianco di nostri istruttori e di poter godere dell'adrenalina di un giro hot lap con le nostre vetture. Quest'anno l'abbiamo fatto con l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, quindi abbiamo avuto i loro associati che si sono divertiti a bordo delle nostre vetture. Lo facciamo con tante altre iniziative e associazioni del territorio. Grazie Ignazio. Boscarato, cos'è questo centro che richiama tanta attenzione, sto centro che lei in qualche modo dirige della nostra famiglia? Buongiorno a tutti, mi associo agli auguri di tutti gli atleti paralimpici che ha fatto Matteo e noi operiamo a Pieve di Soligo, siamo all'interno di una struttura ospedaliera riabilitativa. Siamo un istituto di ricerca e cura e abbiamo sviluppato negli anni un servizio che si occupa di mobilità a 360 gradi, quindi per dire, no, per banalizzare o per spiegare, scusate, dalla carrozzina all'auto. E quindi cerchiamo di dare delle risposte a tutti gli utenti o a chi ne ha bisogno di fare delle valutazioni che sono specifiche proprio per l'ambito della mobilità e con il centro di mobilità noi aiutiamo le persone con disabilità a capire come possono gestire al meglio e in sicurezza per esempio l'auto.
e questo attraverso degli strumenti e dei percorsi che prevedono l'utilizzo di un simulatore di guida. Noi siamo all'interno del progetto di Stellantis Autonomi che è presente in Italia, nel quale quindi abbiamo a disposizione questo simulatore di guida e un'auto nel quale proviamo gli adattamenti che una persona poi ha bisogno per poter gestire un mezzo, un'auto in questo caso, in sicurezza. Chiaramente questo può avvenire nel momento in cui uno prende una prima patente, quindi capisce com'è, o altrimenti, come può succedere, uno ha un problema di salute importante, si ritrova a fare in maniera diversa una cosa che faceva già prima e noi cerchiamo di accompagnarli in questo percorso. Talmente interessante che Ilaria, che abita a Genova, è andata a Pieve di Soligo per frequentare questo corso. Esatto, buongiorno, io sono Ilaria e appunto volevo ringraziare Paolo che mi ha invitato a raccontare la mia esperienza, perché sono 8 anni che ho la patente e ne vado molto fiera, però c'è stato un periodo in cui ho avuto delle difficoltà a guidare, quindi con l'aiuto di Paolo sono riuscita, diciamo, a riprendere la mia attività quotidiana, anche perché per me la guida è molto importante, perché è molto stimolante e poi mi rende molto più autonoma e quindi riesco ad andare, non so, a lavoro piuttosto che a fare sport sempre più in autonomia. Continua a frequentare il centro? Sì, una volta all'anno vado un mese e non faccio solo con Paolo, ma proprio è un percorso ampio dove vengo seguita a 360 gradi. Ma scusa Ilaria, lo fai soltanto per il centro di mobilità? Perché là vicino ci sono le colline del Prosecco? No, lo fai soltanto per... papà di... Allora, devo dire che il Prosecco è molto buono, però in Veneto sono molto più competenti, secondo me. Bene, bene. E allora, siamo arrivati a metà del cammin di nostra vita, nel senso della trasmissione, Vedo che qualcuno si tocca. Perché adesso, Giovanni, tu dovresti in qualche modo accompagnarci verso l'altra metà della trasmissione con un altro brano al vibrafono e introdurrai, c'è la pubblicità che approfitterà di te per attaccarsi all'ultima nota e esprimersi in qualche modo con questo messaggio commerciale. E poi ci saremo noi. Il brano? Allora, suonerò Lila di Emmanuel Séjourné, che è un vibrafonista e compositore. Grazie.
Ben ritrovati. Antonio Fantin, 2 medaglie d'oro, dicevo prima, una alle Olimpiadi, alle Paralimpiadi di Tokyo 2020, una alle Paralimpiadi di Parigi 2024, nuoto stile libero. 13 titoli mondiali, 10 titoli europei. Beh, basta va. Basta perché... Basta. Antonio, il concetto di squadra, perché tu stai lavorando anche con Porsche e so che Porsche ama proprio impostare il lavoro di squadra. Cosa stai facendo con Porsche? Innanzitutto grazie per questa gentilissima presentazione. No, diciamo che la nostra collaborazione nasce da un progetto che si chiama Dreamers On. Porsche è la macchina dei sogni, no? E i sogni ci guidano, nel vero senso della parola. Guidano il nostro provare a superare quelli che sono i nostri limiti, in pista e fuori dalla pista, in acqua, fuori dall'acqua, nella vita di tutti i giorni, in ognuno di noi, nella quotidianità. E per superare i nostri limiti, perché i limiti esistono, no? Perché se non ci fossero dei limiti non potremmo superarli. La bellezza di avere dei limiti, di conoscerli, di capirli, di comprendere quali essi siano per noi. Nasce e vive in un binomio che è fondamentale, che è quello con l'autonomia e con il sapere essere parte di un team, di un gruppo, di un lavoro di squadra. Perché essere autonomi non significa essere da soli, in pista e in acqua, ma nella vita di tutti i giorni. Essere autonomi significa guardare i nostri sogni, sapere quali sono i nostri limiti, ma non limitarci, non farci limitare, cercare di andare oltre. Motivo per cui è nato questo progetto, portare la guida accessibile in pista, ma legarla al tema del sogno, all'obiettivo, a quello che ogni giorno, nel momento in cui ci alziamo la mattina, ci fa scendere dal letto con l'entusiasmo di vivere appieno, di spingerci oltre quelli che sono, prima si parlava, il dottor Innocenzi faceva riferimento ai 104 all'ora, di andare oltre, di andare sempre più forte, di migliorare quelli che sono i nostri tempi, di migliorare quelle che sono le nostre sensazioni e quelle che sono le nostre ambizioni, perché viviamo di quello ed è il sogno condiviso che ci permette di crescere e di maturare sempre più. Lo sai cosa stanno dicendo tutti i telespettatori di Antena 3 in questo momento che ti sento? È proprio bravo sto Toso. Bravo, davvero bravo. Innocenti? Beh, anche lei è d'accordo che è bravo, no? Se no non l'avremmo scelto. Appunto, se no avremmo scelto. Ecco la bella figura della Porsche. Cosa state facendo insieme? È un testimonial veramente d'eccezione, perché il modo con cui ha descritto il progetto che abbiamo portato insieme è incredibilmente efficace e si sente insomma che lo sentiamo entrambi. La cosa che prima si parlava di squadra, no? E la cosa che mi piace sottolineare è che tutte le iniziative che ho descritto prima nascono dalla iniziativa delle persone che lavorano in Porsche Italia. Noi abbiamo un concorso interno che chiamiamo Pioneering, che esorta le persone a suggerire delle iniziative nuove che vadano nella direzione di promuovere al meglio il brand, di migliorare il clima aziendale, di migliorare l'efficacia e l'efficienza della nostra azienda, e molte di queste iniziative, data la sensibilità che le persone hanno nei confronti dei temi della sostenibilità, dell'inclusione sociale, sono appunto rivolte alle persone con disabilità. Quindi Driversity, quindi la guida in pista Franciacorta, andavo a 104 all'ora, vengono proprio sono state suggerite e implementate dai nostri collaboratori. Ne cito un'ultima recentissima, che è quella che va a modificare tutte le nostre piattaforme digitali per essere, diciamo, più accessibili a persone che hanno disturbi visivi o cognitivi. Quindi è possibile, entrando nei nostri siti, accedere a un widget, scegliere da un menu quella che è la situazione che si vuole implementare, e i nostri siti si modificano proprio per rendere al massimo la fruibilità dei nostri contenuti accessibili alla più grande platea possibile. E anche questa è stata un'iniziativa appunto della squadra e delle persone che lavorano con noi, che hanno questa sensibilità straordinaria, che permettono queste belle iniziative.
Grazie. Dottor Ragazio, Trenitalia come riesce a far squadra? Cioè, a me ha colpito adesso quello che dice Porsche si è messa ad ascoltare, perché poi è così, voi lavorate, avete i vostri laboratori dove mettete in pratica strategie di superamento dei gap, delle barriere, dei limiti, grazie ai suggerimenti che vengono direttamente dalle persone interessate, quelle che si trovano in difficoltà. Voi? Grazie per la domanda, perché toccare il concetto di squadra è davvero molto stimolante. Inizierei parlando di Mobility Leader, è lo slogan del gruppo FS. Abbiamo con la missione l'obiettivo di occuparci di mobilità a 360 gradi. Se ti occupi di mobilità a 360 gradi devi occuparti di tutto, lo devi fare con tutte le società del gruppo, tanto con l'infrastruttura, con RFI, quanto te come impresa ferroviaria Trenitalia, occupandoci del cliente, delle persone con disabilità che possano affrontare i nostri ambienti dalla piazzale antistante alla stazione fino ad arrivare al posto che hanno prenotato sul singolo treno. Per quanto riguarda l'esperienza di squadra, mentre parlavi mi veniva in mente un'esperienza estremamente positiva che riguarda per l'appunto il regionale, che è il prodotto di cui mi occupo io. In Italia in questo momento stanno circolando circa 600 treni nuovi acquistati pochi anni fa, e quando Trenitalia si è seduta a tavolo con i fornitori per acquistare i treni nuovi, oltre a rispettare le norme obbligatorie previste per la costruzione del treno, previste dalle norme europee e dall'ESTI, ha voluto incontrare insieme ai fornitori, facendo un grande lavoro di squadra, le associazioni per curare alcuni dettagli all'interno del treno, per migliorare appunto l'esperienza di viaggio per le persone con disabilità. Un esempio su tutti, noterete sui treni nuovi che c'è all'altezza del pulsantino che ti consente di poter aprire la porta una freccia grande, tattile, che consente ai non vedenti di poter individuare facilmente quel pulsante. Potrei elencare altri esempi, ma è questo frutto di un lavoro di squadra costruito nella missione, per quello a cui crediamo noi, e ascoltando gli altri. Lavoro di squadra che alla nostra famiglia, oserei dire, è stato fin dall'inizio spontaneo, perché la nostra famiglia è un centro anche di cura fisica e psichica, e quindi è logico che là tutti riversavano i propri problemi, e quindi è stato anche in certo senso più facile far squadra. No, Boscarato? Sì, è la matrice proprio fondante del nostro lavoro riabilitativo, medico, quello di metterci e di lavorare insieme, quindi di avere questo team multidisciplinare, no? E questo è un elemento che è estremamente importante, soprattutto se le persone che vengono da noi hanno più problemi motori, cognitivi, psichici, sensoriali, cioè uno non vede, non sente. Voi capite che quando una persona si avvicina con tutti questi problemi è necessario lavorare insieme, è necessario mettere insieme le competenze, e questo è altresì vero anche per la guida, perché se noi pensiamo, noi abbiamo l'idea che la guida sia quella di girare un volante e premere un freno, no? La guida, quando noi ci mettiamo in auto, è per andare in un posto, pensiamo alla strada da fare, adeguiamo a quelli che sono i momenti diversi che andiamo ad incontrare, quindi l'attività della guida è un'attività molto complessa, e quindi questa complessità va esplorata nel momento in cui una persona si avvicina da noi, e questo è possibile se ci sono più operatori, più competenze che vengono messe insieme. E faccio un ultimo inciso legato proprio al concetto di autonomia. Noi abbiamo l'idea che l'autonomia sia legata al fatto di fare una cosa, ma noi facciamo una cosa, e ne sono esempio qua le due persone che sono vicine a noi, per poter partecipare alla vita che tutti noi abbiamo, per avere un ruolo, per riuscire ad andare in piscina, per riuscire ad accompagnare qualcuno, aiutare anche qualcuno, io che in teoria vengo aiutato, e questo determina effettivamente il valore ultimo che è il nostro impegno per queste persone. Ha introdotto, che è l'ultimo ragionamento che facciamo, cerchiamo di incrociare in questi pochi minuti che avanzano, è quello di
e cominciamo con Ilaria, è quello di rendersi conto che, per esempio, mobilità. No, prima vi dico una cosa, dal 1° marzo sapete che c'è un'indicazione, una disposizione che, me lo ricordava prima, una disposizione che sarebbe opportuno parlare di persone con disabilità, persone e non di disabilità. Me la diceva la responsabile dei servizi sociali dell'ULSS numero 1, giusto? Mi conferma con un cenno della testa, così? Ecco, vabbè, comunque c'è questa disposizione e questo per dire stiamo attenti alle novità, alle informazioni, alle leggi che arrivano, a tutto ciò che in qualche modo può modificare anche il nostro impegno nei confronti della disabilità. Dico questo perché mi sono segnato un appunto prima, è importante tener conto che la possibilità di muoversi in modo sicuro, accessibile, sostenibile determina l'effettivo accesso a molti altri servizi. Noi pensiamo che mobilità sia quello, sono state le proteste, no? Perché non si fermava l'autobus, i treni non avevano la pedana per mettere su la carrozzina. L'accessibilità è quella che mi apre le porte a tantissimi servizi, a welfare intero, perché se sono limitato nel salire in treno, nel guidare la macchina, non posso andare ad allenarmi, non posso andare a scuola, non posso andare dal medico in autonomia. Ecco il discorso dell'autonomia, l'autonomia che ha bisogno della squadra. Ilaria, sei d'accordo? Sì. Condivido in Cosa pieno, fai tu nella vita? anche perché io utilizzo una macchina appunto per andare a lavoro, prima la utilizzavo per andare a studiare all'università e per me è fondamentale, cioè essere autonoma e dire vado in un posto, anche banalmente a fare un giro, perché è importante anche quello, perché sì è vero bisogna lavorare, bisogna anche studiare, però è anche importante passare del tempo libero e stare bene, ecco. Ecco, è fondamentale. Questa credo sia un po' una piccola lezione che emerge dalle esperienze che abbiamo sentito e che grazie ai presenti in qualche modo c'è stato un salto di qualità, c'è stato un salto verso la possibilità di viaggiare insieme tra mobilità e disabilità. Grazie a Porsche, grazie a Trenitalia, grazie alla nostra famiglia, grazie a tutti coloro che si sono messi di buona lena a rompere le scatole affinché certi ostacoli fosse possibile superarli. Ecco, questo qua credo che sia questa la lezione che ci viene anche dalle Paralimpiadi che sono in corso qui a Cortina. Io concluderei con un ragionamento fatto molto breve, una pillola fatta da Porsche e poi da Trenitalia e da Boscarato, la nostra famiglia. Cosa manca ancora per poter fare questo salto di qualità che ci porta verso, tra l'altro, la Convenzione delle Nazioni Unite che proclamano il dovere di arrivare al diritto alla mobilità? Cominciamo con... Quello che ha funzionato per noi è sicuramente la sensibilizzazione ai temi della sostenibilità. Noi siamo un'azienda molto impegnata in questa direzione, soprattutto per chiaramente la trasformazione, la transizione verso una mobilità più sostenibile, però la sostenibilità non è solamente l'attenzione all'ambiente, è anche tutta un'altra serie di altre cose dove l'inclusione è sicuramente un pilastro fondamentale. Quindi io credo che quello che manca sia, o quello che si può fare meglio, è la sensibilizzazione. Le Paralimpiadi sono sicuramente un bellissimo strumento per far conoscere certe realtà,
quello che fanno questi atleti è straordinario. Personalmente penso che la visibilità che hanno è positiva, ma potrebbe essere ancora di più, perché la difficoltà di quello che mettono in campo è veramente straordinaria, e quindi occorre continuare a tenere alta l'asticella appunto della sensibilizzazione e dell'empatia verso le persone con disabilità, perché poi le idee arrivano e si riescono a diciamo, superare quegli ostacoli che ancora limitano a volte l'autonomia di queste persone. Dottor Ragazzi. Beh, direi che siamo sulla buona strada, ma nel contempo dobbiamo approcciare a stomaco vuoto l'argomento, dobbiamo sentirci a digiuno, dobbiamo avere voglia di continuare a lavorare con questa mentalità. Certamente la sensibilizzazione verso i principi della sostenibilità aiutano un'azienda come la nostra ad affrontare questi temi con maggiore consapevolezza, con una sorta di pensiero ordinario, perché è ordinario ragionare in questo modo, è un pensiero emancipato ed ordinario. Quindi siamo sulla buona strada, gli investimenti non devono mancare, gli investimenti che consentono di migliorare sia l'aspetto infrastrutturale sia l'aspetto dei nostri treni, e dopo la capacità di dare informazioni per cercare di coinvolgere quanto più possibile e non smettere mai di ascoltare per capire cosa occorre intercettare per fornire il miglior servizio possibile. Boscarato? Ma io credo che sia importante, proprio facendo riferimento a quello che hai detto tu prima, mettere la persona al centro. Cioè la persona è protagonista, la persona ha dei desideri, l'abbiamo sentito, ha delle aspettative, ha dei sogni, e noi dobbiamo cercare di accompagnare queste persone in questo viaggio dove loro sono i protagonisti. Questo è un elemento estremamente importante. E l'altra cosa importante è che ogni persona ha potenzialità ed è unica, e questa cosa noi deve essere un faro che ci guida nel lavoro che facciamo, ma anche negli incontri e neanche nelle curiosità che queste persone possono, diciamo così, far nutrire e quindi far nascere dentro la nostra attività professionale. Bene, adesso poi la conclusione io l'avrei riservata a Ilaria e Antonio, perché siano loro a dirci dal loro punto di vista, dalla loro posizione, dalla loro postazione, cosa manca secondo loro. Però prima, per introdurvi in qualche modo, no Ilaria, lui è cavaliere, prima te e poi lui, ma prima Giovanni. Con quale brano? Sono Viridiana. Che vuol dire l'allegro finale? No, va bene.
No, Giovanni. Ilaria, allora, cosa manca per poter coronare l'auspicio anche delle Nazioni Unite che diventi un diritto questa mobilità? Sì, allora, devo dire che secondo me è stato abbastanza complicato prendere la patente per me, perché appunto avendo una malattia degenerativa ogni 2 anni devo fare il rinnovo, però grazie appunto a Paolo e a persone competenti come Paolo io sono riuscita ad avere la conclusione sui comandi che devo utilizzare per migliorare la mia mobilità. Quanto ci hai impiegato ad imparare ad usare bene? Ma in realtà non tantissimo, perché ho preso la patente quando ero ancora giovane, quindi quando avevo 19 anni. Perché adesso sei anziana. No, vabbè, però ero più piccolina e ovviamente però è stato per me un po' complicato cambiare i comandi nella mia evoluzione della malattia, perché ero abituata in un modo e cambiare è stato per me un po' complicato, non veniva da utilizzare i comandi nuovi, ecco. Ma è sufficiente la promozione che viene fatta di questo servizio per te? La gente sa, le persone con disabilità come te conoscono questa possibilità? Secondo me se ne parla troppo poco e quindi le persone sono spaventate dal fatto di guidare e non conoscono abbastanza questo campo, perché appunto non se ne parla tanto e quindi bisognerebbe parlarne di più e normalizzarlo di più per renderlo più accessibile a tutti. Boscato, a partire da oggi dovrebbe esserci un impegno nuovo? No, a parte gli scherzi, cosa dici? No, noi chiaramente siamo anche all'interno di una rete e collaboriamo con delle associazioni come l'Anglat che si occupa proprio di... Sì, non è una domanda per metterla in imbarazzo. No, di ritorno alla guida. Se riusciamo ad essere costruttivi in qualche modo con questa trasmissione... E devo dire che anche la collaborazione, per esempio qui siamo a Belluno, con le commissioni presenti in Veneto, è una collaborazione che è cresciuta nel tempo. Ed è una carta vincente legata al tema. Chiaro che c'è ancora tanto da fare, nel senso che il fatto di portare a conoscenza, e questa è un'occasione veramente bellissima e ringraziamo per questa occasione, di presentare e di far capire poi concretamente questo cosa significa, e quindi togliere un po' questo stigma del fatto di dire no, io non ce la faccio, non posso, adesso questo non è possibile. Per dirvi, uno che utilizza una carrozzina elettronica e quindi può solo muovere 2 dita adesso può anche guidare. Chiaro che questo richiede una valutazione, un addestramento che può essere fatto anche presso di noi. Antonio, allora cosa manca? Cosa sogni? Prima, oltre alla Porsche. Cosa sogni? Prima si parlava di sostenibilità, che siamo abituati ultimamente ad associare a un acronimo che è ESG, no? Quella S è fondamentale, social è fondamentale, perché significa ascolto, come si diceva prima, del cliente, dell'utente, del collaboratore, di chi lavora quotidianamente a contatto con le varie realtà, ma anche dell'ambiente circostante, di quello che non è l'ambiente propriamente adiacente. Quindi sostenibilità è tutto questo, e accessibilità è tutto questo, è essere sostenibili da un punto di vista ambientale, certo, ma anche soprattutto sociale, di governance, e soprattutto risottolineo il concetto sociale, perché siamo persone, perché le organizzazioni sono fatte di persone, perché nel momento in cui una persona riesce a trovare il proprio posto nel mondo, il proprio posto nella società, riesce ad essere veramente una risorsa per quella società e a costruire un futuro migliore per quella cultura, per quella società, per quella nazione, ed essere orgoglioso della propria vita. Questo è fondamentale.
e l'aspetto della mobilità è intrinsecamente legato, perché ci permette di andare da A a B. E A a B anche metaforicamente significa andare da un punto di partenza a un obiettivo, che è la chiave della nostra vita, come si diceva prima. La testimonianza individuale però molto probabilmente, anzi sicuramente è insufficiente. Cosa manca per diffondere questa pillola di filosofia e di cultura che hai espresso tu adesso? Beh, un po' quello che si diceva prima, no? Sentirsi soddisfatti di quanto si sta facendo, ma mai sazi, lavorare per crescere sempre di più, perché nel momento in cui, visto il territorio, arrivi alla vetta di una montagna, ce n'è una ancora più alta da scalare, quindi riuscire a mettere a terra poi quello che è la teoria, quello che è appunto il principio, l'execution, no? Dare esecuzione a quello di cui stiamo parlando oggi e di cui parliamo quotidianamente è la chiave, il fare, e credo che qui ci siano degli esempi virtuosi in questo senso, non sono io a doverlo dire, e il fare è lo strumento per migliorare. Io volevo finire con loro, invece devo finire con voi. Quale proposito vi date da adesso in avanti per rispondere a queste esigenze, a questo bisogno? Ma allora, la prima cosa è sicuramente quella che accennavo poco fa, continuare a tenere alta l'asticella della sensibilizzazione, dell'empatia, perché una volta che si comprendono i valori fondanti che citava anche Antonio e tutto l'approccio ESG, alle persone si aprono degli scenari che forse prima non avevano considerato, vengono delle idee, queste idee vanno valutate, queste idee si possono mettere a terra, noi l'abbiamo dimostrato nel nostro piccolo, è un piccolo segnale, perché chiaramente siamo un produttore di nicchia, ma è forse un segnale importante in termini di conoscenza, di awareness di certe tematiche, e continuare a fare il nostro lavoro in questa direzione è quello che ci motiva, è quello che riteniamo sia giusto fare, e quindi mettere a terra le iniziative, le idee che arrivano dalle persone quando si creano le premesse perché questo possa succedere. Beh, le parole del campione sono molto stimolanti, ti ringrazio Antonio, perché parlare di obiettivi, di asticella che si deve alzare, obiettivi nuovi, non smettere mai di intercettare le esigenze che nascono, che si nutrono, che vivono all'interno dell'ambiente sociale, puntare fortemente sulle persone, squadra, voglia di fare, la voglia di portare risultati nuovi, la voglia di non sentirsi mai appagati. Ha raggiunto il risultato, pensare subito a quello successivo. Perfetto. Bene, chiudiamo qui questa trasmissione, questo secondo appuntamento con questa trasmissione, che credo possa essere considerata positiva, soprattutto dal punto di vista propositivo. Io, caro Giovanni, ringrazio lor signori, ringrazio Agazio, ringrazio Innocenti, Boscarato, ringrazio Ilaria Bigi e ringrazio Antonio Fantin. Tu devi ringraziare chi ci ha seguito da casa con un brano musicale. Quale? Si chiama Minute of News di Eugene Novotny. Ecco, e ringrazio tutti comunque per l'occasione, grazie mille. Grazie a te.